Mamma mia, Victor Osimhen! Controllo di petto, difesa dalla palla e colpo di tacco. Scuola calcio. Dai amici bellini, che il sonno è quello che è. E mi sento un po', però tutto a posto. Gattuso ha perso peso, sta proprio più in forma. Interessa, non interessa, non lo so. Ditelo voi nei commenti, voi già sapete com'è andata, quindi. Occhio ad Agudelo, perché tutti quanti, Verde, io guardo Ricci e Maggiore, che mi piacciono tantissimo, ma Agudelo falso 9 è un'idea interessante per non dare i punti di riferimento ai nostri due. Odio questa inquadratura schiacciata, non capisco niente. Servono telecamere più dall'alto, non sapere niente. Bravo Poli, vai fino in fondo col destro, bravissimo. Come ti adoro quando vai col destro fino in fondo. Io poi quando parlo dei cartellini gialli, no? Ma voi mi dovete ascoltare. Vabbè, dopo 5 minuti già ammonito io sai. Il fallo tattico qua non ammonisci perché Insigne se ne stava andando, lo butti a te. No, vabbè. Vedi la verticalizzazione di Diego Demme. Bello Gelo. Troppo altruista Osimhen qua. Bravo Rachmani. Per Osimhen le linee di passaggio. Vai forte. Che bel gol che ha fatto il Napoli! Il Napoli ha fatto un bel gol perché è bellissimo lo scavalcamento per Osimhen che la controlla, poi la dà a Politano, la sovrapposizione e poi il movimento di Zielinski. Che bel gol ha fatto il Napoli, proprio senza idee, senza tutto individuale. Sono tutte giocate individuali, senza idee. Dai Osi! Osimhen! Sei sul filo del fuorigioco, sta imparando anche quello. Osimhen. E Zielinski ha fatto l'assist. È come pareo perché è scarsissimo, deve andare a scuola calcio. È pazzo Jussai, però va bene, qualche tiro così. Sì, è fuori. Un po' di fazzoletto per gradire, insomma, non possiamo non avere il fazzoletto quando una squadra ti pressa così alta, lo devi fare, magari lo fai bene, magari perdi palla. Osimhen, sei un grande. Lo schema. Ma allora siamo proprio scarsi, non si è un allenatore non preparato che non sa fare il suo mestiere e non sa proprio pensare alle partite, niente. Controllo di petto, si gira in un attimo, una botta imprendibile. Mo anche se è fuori gioco, non cambia la sostanza delle cose. Grazie assai. La palla di merda, ha ragione Fabian. Signori miei, è il momento di lasciare, direi, 400 like, ma non per 400 like per il primo tempo di Di Lorenzo. Vai. Adesso niente polli, Non facciamo i polli perché non esiste proprio. Guarda Victor che pallone che s'ha pigliata. Bella palla di Fabian. Dai Demme. Mammina, ma la festa della mamma è domani, vero? Non è che io faccio... Nel dubbio te li faccio già mo', però pure domani. Si può mai sapere, qua i fusi orari, martedì, in America è diverso. Maggiore, mi è piaciuto Maggiore qua che si è lamentato dell'urlo di Di Lorenzo, perché io mi lamento anche dei miei quando urlano oltre il necessario. Non ti ha spezzato la gamba. Mannaggia il calcio, che cosa è diventato? Una simulazione continua. Dai, facciamolo. No, Polita l'hai sparata forte invece di piazzarla. Bellissimo Dilo. Zielinski elegante. Fuori gioco. Manolas, grande. Meret. Però com'è che ci deve stare Insigne là a marcare? Non è possibile. Veramente non è possibile. Va rivista e va analizzata questa qua, E riapriamo le partite, che facciamo? Sì,
sicuramente domani. Va bene che me li fatti oggi, va bene se me li fai domani, ma ancora meglio se me li fai anche dopodomani. Lo sai che per me è l'unica festa importante. Buon tutto, amore mio. Mua, che te. La mamma è sempre la mamma, forza. Come la mamma di... No, non insultiamo nessuno. Buono, Insigne, vai Politano, senza pietà. Polità, vuoi signare stasera o no? Ah, caviglia Mertens. Ah, no, 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 no. No, mannaggia. La patana. Niente, Mertens, io siamo troppo sfortunati, Troppo sfortunati. Dai, Osi, dai che ti trovano sempre. Sei stato altruista. Sei stato altruista per lo... No, il fuorigioco no. No, vedi bene. Il terzino, non il centrale, vedi bene. Vedi bene? Lo sapevo io, perché con queste inquadrature di merda ho imparato anche a leggere le linee virtuali. Lozano, Osimhen. Ah, il Ciuchi. Mamma mia, Victor Osimhen. Controllo di petto, difesa della palla e colpo di tacco. Scuola calcio. Mamma mia, Diego Demme, signori. Diego Demme. Vai Mario Rui. Un tiro lo 0-0. Ragazzi, i gol sono importanti, ma voi state scherzando. Noi lo mettiamo punto a punto. Un gol in più è proprio importantissimo. Dobbiamo segnare. Un passaggio bellissimo di Insigne. Dai. Che peccato. Che bello, mamma mia, che spettacolo quell'esterno di Insigne. Signori, è finita. Mi dovete lasciare 600 like perché 500 sono pochi. Semplicemente per questo. Ne parliamo dal vivo tra un poco da New York. Valerio Fluido è tutto. Mua, mua. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare... Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.